Marzo sutto e april bagnà, beato il contadin che gasso menà. Pensate, questi detti quanto rappresentano un vissuto, quanto i detti popolari nella tradizione contadina sono stati importanti. Ora si parla di perle di saggezza, si parla di sensazioni, si parla di esperienze. In realtà sappiamo che questi detti, frutto di una saggezza popolare, in realtà nascondevano un senso pratico, un'osservanza delle situazioni e un attento rispetto soprattutto di quella che era la ritualità nei lavori e nelle tradizioni. E questo è quello che dalla tradizione contadina noi possiamo portarci a casa come insegnamento. Che, ripeto, nella tradizione contadina non ci sono solamente ciaccole, ma ci sono anche tanti sforizi come motivo di incontro. Per oggi la mia ciaccola l'ho fatta e il mio sforizzo è qua pronto. E buon sforizzo a tutti, ciao!